Presentato ieri presso la sala della provincia regionale di Agrigento il libro del suo ex presidente Eugenio Dorsi, Giustizia tignosa, il mio giudice e la coscienza. Presenti per l'occasione tanto amici del presidente, ex consiglieri provinciali. Dorsi ha raccontato come fu scelto a candidato a presidente. Nel vuoto dei nomi che la coalizione non decideva fu l'ex governatore Cuffaro che propose a Roberto Di Mauro dell'MPA, partito della coalizione a cui doveva essere indicato il nome, da proporre il proprio segretario di partito. Il nome fu condiviso dagli alleati e così Eugenio Dorsi iniziò la sua avventura alla provincia, forte di un consenso altissimo, ma ben presto la politica restrittiva di Eugenio Dorsi e i forti tagli alle spese dell'ente, che lo portarono però a essere considerato un ente virtuoso nazionalmente ai primi posti, cominciarono a non piacere a tanti, finché una serie di lettere anonime inviate agli inquirenti non fecero scattare i controlli e accertamenti, come quella alla vicenda delle palme di Montaperto, alla maglietta nera con la scritta in sostegno di Lombardo, se Lombardo è mafioso lo sono anch'io. Dorsi si è soffermato poi sull'impegno profuso verso la realizzazione dell'aeroporto, con la proiezione di un filmato con gli esponenti politici di allora che erano tutti d'accordo. Presidente Dorsi, oggi presenta lei questo libro. Da cosa scaturisce intanto la voglia di scrivere le pagine che lei ha vissuto all'interno proprio della provincia, del luogo che l'ha vista presidente per tanti anni? Io sono stato assolto da tutte le accuse, però ho vissuto per 12 anni e continuo a farlo come un condannato, privato dalla possibilità di poter esprimermi anche con le lotte civiche che ho condotto, tipo per esempio l'aeroporto. Non ho potuto svolgere il mio mestiere di educatore, di dirigente scolastico, perché c'era in corso un processo e quindi non potevo essere nelle commissioni d'esami né come presidente né come semplice commissario. Insomma, la mia vita è stata totalmente distrutta pur essendo stato assolto. Che messaggio lanciare a chi legge il suo libro? Quello di capire che il rispetto della giustizia e il rispetto delle persone è importantissimo, ma la giustizia non deve mai dimenticare che dietro a un pseudo criminale, a un pseudo colpevole, c'è sempre una persona che deve essere rispettata nella propria interiorità. Perché acquistare il suo libro? Per capire cosa c'è nella provincia di Agrigento, che viene governata, comandata da 30 anni dalle stesse persone e che si trova sempre nelle stesse condizioni economico, sociali e culturali. Quindi non è cambiato nulla? Non è cambiato assolutamente nulla. Senta, un brano particolare che lei ha citato nel libro tra le tante cose che ha raccontato. Il magistrato 5 mi definisce ladro, prima ancora di essere condannato. Mi dice ladro spudoratamente davanti alla corte, mi dice ladro perché facendo un paragone tra quello che è il mariolo napoletano e quello che è il ladro siciliano, io ero l'emblema di chi aveva rubato alla provincia. E poi c'è la storia delle palme, la storia delle palme che diciamo, ha raggiunto tutta l'Italia. Le palme che alla provincia sono costate 0,85 centesimi e che il signor dottor Fonso aveva stimato per 850 euro, palme di 40 centimetri. Si aspettava tanta gente oggi qui alla provincia a questa presentazione? Mi aspettavo più giornalisti e quindi io la ringrazio per essere qui presente insieme al dottore Schicchi, perché dimostrate ancora una volta che siete persone serie, preparate e professionali. Al termine ha poi ringraziato con commozione il suo avvocato Daniela Posante, che lo ha sostenuto giudiziariamente e umanamente. Una dedica da parte del presidente Dorsi a lei fatta nel suo libro e con una sua testimonianza anche di questo impegno giudiziario verso il presidente. Devo dire che mi coglie molto di sorpresa questa dedica, io non sapevo assolutamente nulla, devo ringraziare lui, sembra un paradosso, ma ringrazio lui per la stima che sempre ha avuto in me, soprattutto in un periodo in cui erano tanti i professionisti che giravano attorno a Dorsi perché giustamente era un presidente e quindi chiunque teneva a difendere il presidente, come lui ha ribadito oggi in questa presentazione,
Napoleone per me era un uomo ed è rimasto sempre un uomo nel corso della difesa. Io ho sempre difeso l'uomo e non il presidente Dorsi. Ringrazio per le parole e soprattutto ringrazio per la dedica. Grazie mille. Ringrazio lui per la fiducia ancora una volta.